I legami tra musica e camorra sono quindi spesso evidenti. C'è chi addirittura sembra nostalgico della malavita del passato. E stasera champagne per tutti! Luca Formisani è un caso interessante che utilizza un modo nuovo di cantare, che è quello anche del racconto nostalgico della criminalità negli anni '80, come se fosse la reincarnazione di Raffaele Cutolo, no? Anche con un'imitazione fisica. Signor giudice, io voglio dire una cosa importante, è fondamentale, ascoltate. Io non sono un pazzo, perché se altrimenti pazzi ci portano un manicomio a tutte. Qual è il confine tra filiazione e semplice fascinazione del mondo criminale? Per scoprirlo, siamo riusciti ad incontrare proprio Luca Formisani. Luca Formisani è un cantante per i bambini e non alla violenza. Mettiamo questo grande punto. Un cantante per i bambini, però tu sei anche diventato famoso appunto per questa vestaglia sì. Che ovviamente richiamava e richiama Raffaele Cutolo. La vestaglia la metto perché la vestaglia l'ho creata io, Luca Formisani, perché questa vestaglia naturalmente la cercano tutto il mondo, non è che, tutto il mondo, perché Luca Formisani che la vestaglia sta facendo uscire del mondo, no? Io sono un attore, io recito con la vestaglia, Luca. Non nasce tramato quando era un mente tramato. Stiamo parlando dell'imitazione di Raffaele Cutolo dal film Il Camorrista. Il super boss, fondatore e unico capo della nuova camorra organizzata, che ha trascorso 58 dei suoi 79 anni di vita in carcere, è tra le figure criminali più potenti e controverse del XX secolo. La guerra di camorra da lui innescata ha portato ad una strage che conta oltre 1000 morti. Ma la fascinazione di Luca Formisano per la criminalità organizzata non si limita alle imitazioni. L'8 luglio tu hai suonato e hai partecipato ad una festa di scarcerazione a Ponticelli di Pasquale Damiano. Quando fanno delle serate, noi naturalmente non chiediamo il codice fiscale e la tessera. Sì, certo, nel senso, da fuori capirei bene che magari appunto un boss appena scarcerato forse non è proprio esattamente come un medico o un avvocato. Allora, l'etichetta da camorrista, ok? Camorrista, sempre questa etichetta camorrista, sempre camorrista. Ma non è che diciamo che tutte le persone che vanno in carcere, perché tutto quanto vanno in carcere, ma nella vita ci vuole anche una seconda possibilità, perché poi una persona che va in carcere ha fatto i propri errori, può pure cambiare. Non hai paura che stare vicino ad alcune situazioni possano comunque etichettarti?